Presidente Menegazzi, oggi giornata importantissima, una sorta di prima pietra, rimanendo in tema, verso un percorso di candidatura che è atteso da molti anni. È atteso da molti anni perché è un percorso che è iniziato da molti anni. Non bisogna illudersi che sarà un percorso breve, per cui il lavoro da fare è ancora tanto è stato fatto, però l'obiettivo è sempre ben chiaro di andare a Parigi con questa candidatura. Il fatto di aver visto oggi il presidente Zaia, l'assessore Corazzari, diverse autorità, insomma, significa che c'è anche una volontà politica di arrivare a questo risultato e sappiamo, insomma, che anche questo aspetto è importante. È essenziale, questa non è una candidatura solo della Val d'Alpone, ma della Lessigna tutta, della provincia di Verona, della regione, dell'Italia, che deve far suo questo percorso per arrivare a Parigi. Infine, insomma, una parola va spesa sulla famiglia Cerato e insomma, la Pesciara è un patrimonio internazionale che grazie anche a questa candidatura insomma, potrebbe avere il giusto riconoscimento che anche questo insomma, è atteso già da molti anni. La zona della Val d'Alpone con la Pesciara, ma anche il Monte Postale, il Monte Purga, San Giovanni Larione, Roncà, è un patrimonio unico al mondo perché è un bacino di biodiversità fossile così al mondo è quasi unico, per cui non può altro che meritarsi un riconoscimento UNESCO.